dire, anche la storia, la mission del Corpo Nazionale, e ho scoperto una storia fatta di professionalità e di coraggio. Innanzitutto di rivolgere un saluto a tutti i presenti, a tutti gli amici del Corpo Nazionale, e questa è stata un po' l'occasione in cui ci si ritrova tutti come in una grande famiglia, quindi istituzioni, amici, come dire, tutti coloro i quali viaggiano insieme a noi in un percorso importante. Ringraziamento al direttore e un saluto particolare al sottosegretario Prisco, ovviamente, per essere voluto essere qui con noi. 3 parole, insomma, io in alto sempre mi sembrava il titolo più giusto per raccontare, attraverso le immagini di Massimo Sestini, che ringrazio, per raccontare un'eccellenza italiana, un grande corpo dello Stato, qual è il Corpo Nazionale, ma soprattutto nel 1954 nacque il primo nucleo di quello che oggi è il reparto volo. Il coraggio non c'è perché ho la testa occupata ben altro e sono ben confortato da quella che è la pietra miliare di questo calendario, e che sono quei signori che mi hanno portato laddove sognavo di essere in qualsiasi condizione meteorologica, e grazie alla loro professionalità, parlo degli specialisti e dei piloti degli elicotteri, che se non fossi stato in quel momento, in quel punto, niente si sarebbe potuto fare. Quindi alla fine io faccio click, ma la vera fotografia la fanno loro. Innanzitutto ho fatto assistenza a un grande maestro della fotografia, Massimo, e devo dire è stata una grande esperienza sia dal punto di vista professionale. Abbiamo visto come Massimo lavora, abbiamo imparato molto da lui, credo una grande esperienza anche umana. Abbiamo stabilito un rapporto con Massimo, già ci conoscevamo, ma ho visto un grande rapporto, un grande feeling, una grande legame anche con i nuclei che ci hanno accompagnato in questa avventura, un'avventura credo eccezionale. Può appunto raccontarci meglio di loro. Io vedo Fabio Falessi del reparto volo di Roma. Questa esperienza, appunto, queste immagini, il viaggio con Massimo Sestini, com'è stato? Affascinante, veramente molto bello. Ringrazio intanto il corpo per avermi dato questa opportunità, e soprattutto ringrazio Massimo perché veramente il confronto è stato sicuramente un momento di grande crescita sia per noi che per lui. Era un po' esuberante, no? Quindi abbiamo cominciato a gestirlo un attimino. No, ma cosa? Io esuberante? No, no. Neanche da gestire, no, gestirlo da solo. Oh. E parlo di altre cose anche dei Vigili del Fuoco, che sono stati fortunati ad avere una delle più grandi fotografie del mondo, come il mio amico Massimo Sestini, che è stato a sua volta fortunato a poter fotografare uno dei corpi più straordinari del mondo, come i Vigili del Fuoco italiani. Sono stato innanzitutto colpito dalle loro capacità, perché lì c'è l'ingegnere, c'è il falegname, c'è l'idraulico, c'è il carpentiere, c'è il muratore, c'è il fabbro, cioè sanno fare tutto e devono fare tutto, e per questo li rende assolutamente unici. Io l'ho visti, io ho nel cuore loro come c'ho nel cuore gli alpini, e insomma per me questo calendario è stato un ritorno al passato, una proiezione verso il futuro e il grande orgoglio di sentirmi italiano. Grazie al direttore Vespa per questo contributo. E potete rimanere un momento qui perché il prefetto Laura Lega vuole renderle un omaggio che le consegna qui sul palco, e dicevamo appunto il vigile del fuoco è proprio la persona per antonomasia che va dove nessuno vorrebbe andare. Ricordo anche commosso del direttore
ci racconta appunto che un pezzo della storia del nostro paese si intreccia con la straordinaria attività di chi è disposto a rischiare la vita per gli altri. Allora c'è un omaggio per il direttore, eccolo che arriva sul palco. Un po' di cose per ricordare il Corpo Nazionale. Che bello! La prima non può che essere l'elmo. Mi auguro che la prossima Facciamo la foto, direttore. Ovviamente il calendario che presentiamo oggi e poi un altro cadeau e ovviamente una scatola preziosa con le immagini di Massimo Sestini. Grazie mille. Grazie direttore per il suo contributo, grazie. Nei prossimi 12 mesi nasce proprio dal desiderio di rendere il giusto risalto a una ricorrenza così importante, 70 anni dall'introduzione degli elicotteri come mezzo di soccorso. Da allora la storia dei nuclei corre parallelamente a quella dell'ala rotante, in Italia e in Europa, ma in realtà affonda le sue radici già nel lontano 1947. I vigili del fuoco o angeli del soccorso, come la gente affettuosamente è solita definirla, volano ovunque, via terra, quando in pochissimi minuti dalla chiamata in sala operativa giungono dove c'è bisogno, e con i loro formidabili alleati via aerea, abbiamo visto, per giungere dove solo sistemi all'avanguardia, uniti e in discussa competenza, possono portare soccorso e sollievo. Perciò oggi siamo qui per salutare il nuovo calendario 2024 e fare gli auguri al nostro straordinario servizio aereo che sta per compiere 70 anni, ma mi sia consentito estendere quegli auguri a tutti i vigili del fuoco che mi onoro di dirigere e rappresentare, perché questa loro attitudine a guardare in alto traghetti il corpo verso vette sempre più elevate, come dire ad maior, sempre. Viva i vigili del fuoco, viva l'Italia! Io ringrazio il prefetto Laura Lega non solo per aver voluto in qualche modo ideato questo calendario, ma anche perché tante cose che sono fatte in questo periodo, in questo tempo, per rendere più efficace e più efficiente il Corpo Nazionale lo si debbono anche al suo impegno e alla sua determinazione. Saluto il capo del Corpo, l'ingegner Dall'Oppio. Abbiamo visto le immagini della sua Emilia Romagna all'epoca dei fatti, era direttore regionale, ha coordinato insieme alle altre componenti dello Stato i servizi di soccorso in quella recente e altra tragico evento che ha caratterizzato la nostra nazione. Tantissime bellissime fotografie che Massimo Sestini ha fatto, solo quelle 12, che raccontano alcuni momenti importanti, topici, ma che forse sarebbero serviti 5-6 calendari per raccontare il Corpo Nazionale. Fratelli d'Italia stessa, e l'elmo di Scipio se cinta la festa.